Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Grazie. Questa è l'inno del Versus Got Talent. Bentrovati, bentornati a voi al Versus Got Talent. Al Versus Got Talent ci sono stati tanti concorrenti, tutti molto bravi, quindi facciamo un riepilogo. Richiamiamo tutti i concorrenti qua sul palco. Il primo è dalla Norvegia, norvegese, ha studiato molto. The Sound of Silence, prego. Eccezionale col suo sguardo, grazie. Dopo abbiamo Elena Zolle, russa, studiato a Mosca. Eccola. Grazie. E anche il suo aiutante junior, anche lui è russo. Anche bene, grazie. Dopo c'è lui viene dal Madagascar. The Swammer. Ecco, nel frattempo si è rotto anche il dito, molto bravo. E poi ci sono loro i più attesi, che vengono da Livignano, Sam e Jane. Eccoli. Buonasera, bentrovati, grazie. Potete andare, grazie. Ciao. Bene. Allora, ed ecco invece i giudici. Oggi abbiamo anche i giudici. Il primo è Vincent. Non so se ve lo ricordate, Molto bene, molto bene. Il secondo giudice è José. Molto bene, grazie. E l'altro giudice è Holly. Bravissimi i nostri giudici. Bene. Allora, però io dopo questa presentazione ho fame, quindi vorrei mangiare qualcosa. Se qualcuno mi può preparare qualcosa da mangiare, magari? C'è qualcuno che può prepararmi qualcosa da mangiare? Magari dei cuochi? Musica, maestro, musica. C'era una volta, anzi c'è, o meglio ancora, potrebbe esserci un piccolo paese di montagna che sta qui, lì, dovunque piaccia a chi sta ascoltando. Il paese che io da quassù ho scelto per questa favola. Sempre aperta, la luce sempre accesa, la porta sempre aperta, la luce sempre accesa, il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa, il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa, la porta sempre aperta, la luce sempre accesa. e se qualcuno arriva non chiedergli chi sei,
Bene, ora sono sazio, questi bravissimi cuochi mi hanno fatto uno spettacolare spuntino, direi. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille, salutiamo i cuochi con un grande applauso. Bene, ora che sono sazio posso presentare il primo concorrente di questo talent, direi. È il primo concorrente, che in realtà sono diventati due. Elena Zolletta e il suo assistente. Eccole, Rusina e Rosina. Buonasera, potete iniziare senza abbassarmi per favore, anzi ne vado. Bravissimi, bravissimi, un applauso, grazie, grazie, potete toccare il rosso adesso, grazie. La maglia, hai strappato la maglia però, Come facciamo adesso che hai strappato la maglia? Ci servirebbe un sarto, o magari più sarti per aggiustare questa maglia, giusto? Quindi, come facciamo? I sarti ci servirebbero, quindi che entrino questi sarti e aggiustino la maglia di Elena Russo Zolletta. Musica maestra. Povera Cenerella, resta un attimo tranquilla, c'è qualcuno che strilla. Cenerella, Cenerella! Cenerella, Cenerella, sempre in moto, Cenerella! Giù pizza, giù in di spaghetti, parmigiana! Una mattina accendi, comandano sempre loro e rimangono tutti in coro, al lavoro! Che vi dico? Cenerella non andrà al mare. Come non ci andrà? Che cosa hai detto? Vedete? Le daranno tanto e tanto di quel lavoro che non riuscirà ad accettare il suo vestito. Povera Cenerina. Io lo taglierò con le morti e io lo cucirò. Ecco qua. Questo è il lavoro da donne. Voi cercate di vestito Cenerella. Vestito Cenerella. Bravi, bravi, bravi. Ciao.
Ciao anche ai nostri sardi. Non so voi, ma tutto questo Mucire mi ha fatto tornare alla campagna, dove c'erano gli agricoltori, no? Questi agricoltori coltivavano i campi e ti vengono in mente queste cose e dici è passato il tempo, i più anziani magari è passato più di noi sicuramente. E niente, questi agricoltori si arrivano, che dovrebbero arrivare nella campagna lontana, eccoli, no, non arrivano, arriva adesso. Mi dicono che arrivano con calma questi agricoltori, quindi direi che posso intrattenervi con qualche barzelletta. Allora, una barzelletta veramente brutta, ma brutta, è la seguente. Ma se io sono un fan del cielo, sono un cielo fan. Applauso per piacere, applauso. La squadra bruttissima. Come quando due cassaforti si incontrano e una dice all'altra che combinazione, un'altra battuta pessima. Ma intanto chiediamo ai giudici come va questo spettacolo per loro. Per ora mi sembra di alto livello, molto difficile scegliere. Anche secondo me tutti si stanno eseguendo in maniera incorretta. Benissimo. Confermo quello che hanno detto i miei compagni. Questo perché non sempre sentire una buona colpa. Molto bene. E gli agricoltori sono pronti. Bene, un caloroso applauso a questi nostri agricoltori allora.
eccoli qua. Ciao agricoltori, bene, aspetta che do una mano. Ora direi che possiamo presentare anche il secondo concorrente di questo talent. Lui è norvegese, dalla Norvegia. Col suo sguardo riesce ad attirare tutti quanti. The Sound of Silence. Studiato per 20 anni in Norvegia. Sì, è veramente incredibile come riesce a tenere lo sguardo in un punto fisso e riesce anche a far vibrare le sopracciglia. Eccezionale, eccezionale. Oh. Che cosa sta succedendo? Non so niente, io giuro. C'è ragione. Invasione di campo. Il dormitorio non è qua, è di là. Sono messi a dormire. Buonanotte. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo intriso come una specie di sorriso. Sono solo stasera per salire, mi ha lasciato da solo davanti alla scuola, mi viene da piangere, arrivo subito, mi riconosco le scarpe piene di passo, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di tenere. Trattore tangenziale, andiamo a comandare, andiamo a comandare. Thank you.
molto bravi, inaspettate mai, molto bravi. Bene, dopo queste grandissime esibizioni devo dare la pubblicità, anche perché se non do la pubblicità non mi pagano, quindi devo darla per forza. E quindi un attimo di pubblicità. Non serve a fare noi, basta una la Cina! Non l'hai capito? Strano, l'hanno tanto riso. Bene, abbiamo riso abbastanza. Adesso basta. Che pessime battute che fai! Sì, lo so, è per questo che mi hanno cacciato dalla squadra di pallavolo. Qual è il colmo per un altoparlante? Sentire male. Dottore, cosa posso fare per il mio doppiamento? Vabbè, sa, si faccia un'altra bocca. Chi ha preso il treno per Roma? Io, scusate, ora lo restituisco. Bentornati. Dopo questa bellissima pubblicità posso presentare un grandissimo ballerino che viene dal Madagascar, mi chiama le piste da ballo, lui è The Swagman.
know that I've got you on my mind, a secret admirer. I've been watching. Bravissimo, bravissimo. Bene, ora approfittiamo per fare un po' di ringraziamenti. Chiamo il Don un attimo, se può dirci anche due parole. Allora, io ho scritto l'intervento e anche pubblicato, così non potete dire che, proprio per non fare nomi, carissimi amici, siamo giunti proprio al termine di questa esperienza meravigliosa. Avete visto come questi ragazzi, come questi bambini non solo hanno pregato, ma proprio attraverso la preghiera sono riusciti a fare anche queste belle cose. Vedete allora che come proposta precisa, proposta anche identitaria, come cristiani, noi non possiamo rinunciare a quella che è la nostra identità. Ed è proprio la nostra identità che rende tutti questi bambini, ragazzi e giovani quello che sono, liberi, veramente. Allora, cari genitori, vorrei veramente ringraziare di cuore, a nome vostro, tutti gli animatori capitanati dagli Animasogni. Vorrei ringraziare a nome vostro tutti i genitori capitanati dagli Scacciapensieri, che come scrivevo ci hanno tolto tanti pensieri dal punto di vista burocratico, dal punto di vista gestionale, dal punto di vista delle pulizie meticolosissime, dal punto di vista della burocrazia, dal punto di vista della distribuzione delle merende, dei viveri, offerte, penso la gran parte delle volte, da bravissimi benefattori, scusate. Allora tutto questo è reso possibile proprio perché abbiamo una motivazione di fondo, e questa motivazione di fondo è la nostra fede, e la nostra fede altro non è che l'amore di Dio che si manifesta poi nell'amore tra di noi. Allora abbiamo bisogno di questo tipo di amore. Chi dice no, non serve pregare, non serve stare tanto in chiesa, non serve, sbaglia, come sta facendo la Francia ad esempio, tanto per essere chiari. Noi abbiamo bisogno di Dio perché il nostro Dio è amore, e qua c'è tutto l'amore possibile. Guardate i volti dei vostri figli, guardate i sorrisi dei vostri figli, guardate l'entusiasmo degli animatori e l'entusiasmo dei genitori. Allora su questa strada noi vogliamo continuare. Chi ci sta, chi non ci sta, come ho già detto, può stare a casa. Chiaro. Detto questo però, non è che non si accettino tutti i suggerimenti possibili, tutti i miglioramenti, le migliorie possibili, su questo non ci piove. È stata data anche una scheda proprio perché possiate dirci dove possiamo migliorare, eccetera. Però sia chiaro, lo spirito di fondo non cambia, perché in 6 anni è lo spirito che ci ha portato a questi risultati anche questa sera. Questa è la dimostrazione di quanto bene si può fare con il Signore. Allora io vi auguro una buona serata, vi dico grazie a tutti dal profondo del cuore. Non voglio nominare nessuno perché rischierei veramente di dimenticare. Andiamo avanti insieme così. Buona serata a tutti. Grazie. E adesso bene, abbiamo due parole anche da parte degli Animasogni. Se possono venire sul palco Roberto, Claudia e Anna. Grazie.
Scacciapensieri, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? C'è qualcuno prima di noi? Ok, allora, intanto noi animatori vi salutiamo tutti e vogliamo ringraziare prima di tutto Don Paolo per la disponibilità di aver aperto l'oratorio a questa esperienza che è il dopo di Disney. In secondo luogo a tutti i genitori che... Cosa si è scritto? Ok, mi dà dei suggerimenti da dietro, non sono miope. E in secondo luogo tutti i genitori che hanno reso possibile un aiuto fondamentale per noi animatori nella gestione del dopo di Disney, e anche tutti gli animatori e i ragazzi che sono stati con no, io dico una cosa, bravi. Io adesso volevo dirvi una cosa, che quest'anno è stato un dopo di Disney speciale, perché a parte il numero alto di bambini, genitori e animatori, molti animatori si sono staccati la seconda e la terza settimana per andare alla GNG a Cracovia. Ma il dopo di Disney è continuato con gli animatori, con quelli che sono rimasti qua in tecnico, grazie a Anna e Ilaria, e loro meritano un grande applauso perché hanno fatto il lavoro di 18 animatori che erano via Cracovia. E questo è un segno che il dopo di Disney, anche se non ci sono Claudia o Roberto, comunque la Disney va avanti, perché il gruppo c'è. Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Ho fatto una corsa perché ero andata a cambiare la piccolina e mi hanno telefonato di tornare e vi chiedo scusa, quindi come al solito non ho preparato nulla, nel senso che siamo in un contesto così bello, così spensierato e aperto e entusiasta, insomma, di conseguenza preparare un discorso scritto mi sembrava non all'altezza, insomma, di quello che stiamo vivendo. È una giornata tanto emozionante perché abbiamo vissuto un mese intenso, ricco di ogni più bella aspettativa. Abbiamo veramente fatto il boom quest'anno, abbiamo avuto tantissimi bambini e quello che mi è piaciuto tanto è condividere un pensiero di Don Paolo, che ringrazio dal più profondo del cuore a nome mio e di tutti gli altri soci e membri dell'associazione di cui faccio parte, e cioè che questo è un progetto condiviso che appartiene a tutti noi, a tutte le famiglie. Non è un posto in cui portiamo i bambini e li riveniamo a prendere, ma noi ci siamo sentiti veramente parte di una comunità e parte di qualcosa di grande. Quando veniamo qui i pensieri diventano trasformati, le cose le lasciamo dietro, le cose più pesanti, le cose, i nostri problemi, ci concentriamo nei bambini e viene fuori il meglio. Tutto quello che di bello possiamo pensare lo respiriamo attraverso i bambini. Faccio parte di questa associazione di cui sono orgogliosa. È un'associazione che ha contribuito a dare un supporto di tipo logistico all'organizzazione del Dopo di Disney da 6 anni ormai. Sono una dei soci consiglieri più anziani e ho visto nascere questo progetto. È qualcosa veramente che deve essere portato avanti ed è un tesoro grande per tutta la comunità, per ciascuno di noi. Io porto i miei ringraziamenti a tutti quelli che hanno collaborato, dal primo all'ultimo, per tutte le persone che sono venute qua ad aiutare, per chi ha rivolto un pensiero, per chi ha fatto un regalo, ha portato una torta, per chi ci ha offerto il caffè, per tutti gli esercenti che hanno regalato le merende, per chi comunque ce le ha date comunque con cuore e con amore. Abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo nella migliore delle maniere. Io mi auguro che siate stati contenti, noi lo siamo stati molto. E vi ringrazio dal più profondo del cuore, io non ho altro da dire.
Grazie mille Claudia. Bene, abbassiamo un po' il microfono per favore. Grazie. Bene, adesso è il turno, come dice Tom. Ci sono degli ospiti di fama internazionale che adesso ci faranno un grandissimo spettacolo. Eccoli qua, un applauso. Sono gli ospiti. Questo è il gruppo di formazione di quest'anno, tantissimi, sono, quanti siete? 25? Di più? Tanti. Bene, 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 bene. Quante ne abbiamo? Due visualizzazioni. Una
bravissimi, bravissimi, si vede che sono famosissimi, molto bravi. Trentino, bravi. Bene, adesso possiamo anche riprendere con i talenti. Adesso è il turno dei più attesi di questo talent, vengono da Pina di Vignano, sono esattamente dietro la quinta adesso. No, eccoli qua, sono Sam e Jay, un applauso. Buonasera. Buonasera. Potete iniziare con il vostro numero? Loro saltano con la corda. L'hanno imparato a Hong Kong. Arte molto difficile il salto della corda. Bene, qui. Bravissimi, complimenti, complimenti, molto bravi, bravissimi. Sam e Jay, un altro forte applauso. Bene, adesso tutti i concorrenti hanno finito la performance, quindi chiedo ai giudici la loro opinione. Secondo lei chi può vincere questo talent? Secondo me sono bravi molti, quasi tutti. Bene, bene. Per lei? Si merita di vincere The Swagman. Bene, bene. Tutti questi erano veramente dei bravi talenti, molto. Io direi che tutti sono vincitori. Bene, bene, bene. Ma chiediamolo anche voi cosa ne pensate. Vediamo un po'. Allora, ad esempio tu, chi pensi che vinca? Qui, ecco, vediamo. Tanti voti per The Swagman. The Swagman, giusto? The Swagman, per voi? Nessuno parla. Bene, dimmi. Molto bene, tanti voti per The Swagman. Attenzione. Adesso dovrebbe arrivarmi la busta, così vediamo chi vince questo talent. Ecco la Valletta. Un applauso a Valletta. Grazie, non puoi andare. Ciao. Bene. Oh, mi ero dimenticato. Questo è il giudice a sorpresa di oggi, che in realtà c'era sempre. Nessuno l'ha mai notato. Bene, ecco cosa da dirci prima che svegliamo il vincitore. Niente da dire. Dobbiamo prima dire chi vince. Sì, adesso diciamo chi vince. Bene, chiamo di nuovo i concorrenti sul palco. The Swagman, The Sound of Silence, Zola il corso assistente, Sam e Jay, qui davanti, grazie. Molto bene, Salve The Sound of Silence, come sempre molto eccezionale, sempre pronto. Molto bene, adesso apriamo la busta, quindi tieni il microfono. Tutti, per la prima volta
sono misericordia e hanno misericordia, e nei loro talenti, come nei vostri talenti bambini, c'è misericordia, quindi questo è quello che vi fa vincere e fa vincere tutti. E quindi siete tutti vincitori. A tutti i vincitori, come dice giustamente Nancy, io adesso ringrazierei tutti i concorrenti, un inchino grande al pubblico, un grande applauso, ringrazio Nancy, ringrazio i giudici, si alzino in piedi i giudici, ringraziamo i giudici, potete andare, ringrazio la Valletta, la regia e chi più ne ha più ne metta, i bambini soprattutto, ringraziamo i bambini con un grande applauso. Gli alpini che ci stanno facendo la pasta che ci facciamo dopo, anche per arrivare. Bene, adesso c'è una sorpresa da parte dei miei animatori e c'è un piccolo spettacolino, quindi vado a prepararvi. Sì. Ecco voi gli animatori.